La Commissione europea certifica che l'Italia sarà ultima in Europa per crescita nel prossimo triennio. Questa crescita zero, noi cosa facciamo? Come rispondiamo? Buttando soldi nelle armi? No, dobbiamo rendere più competitive le nostre imprese. Ripristiniamo Transizione 4.0, un modo efficace per agevolare le nostre imprese che investono nell'innovazione e che offrono buona occupazione. Senti, il conflitto fra il partito di maggioranza relativa e il Quirinale è una tempesta in un bicchiere d'acqua o ci sono motivi profondi secondo voi? Ma secondo me questo governo fa di tutto, in particolare Fratelli d'Italia, per distrarre l'attenzione, una distrazione di massa dai problemi seri. E una volta si inventano una guerra contro i giudici, un'altra una guerra contro il Quirinale. La verità è che non vogliono confrontarsi con la realtà del paese. La realtà del paese è quella di una crescita zero. Stiamo perdendo i soldi del PNRR, una grande occasione storica, la stiamo buttando via e nello stesso tempo siamo sommersi da tasse, burocrazia. Questo paese non cresce, eppure gli avevamo lasciato una Ferrari e adesso questa Ferrari in pratica è parcheggiata in un garage. Senta, parlando di giudici, il ministro Nordio ha detto che se l'ha detto Licio Gelli non è detto che sia sbagliato. Cosa ne pensa? Guardi, le uscite estemporanee del ministro Nordio ormai non sorprendono più e sono uscite anche molto sincere, come quando ha detto che questa legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tornerà utile per qualunque forza politica si ritrovi al governo. Questa è una legge fatta, lo ammette anche lui, per assicurare al governo di turno, alle forze di maggioranza, di non essere intralciate nella loro azione dalle inchieste della magistratura. È fatta per ricostituire e ritornare alla casta dei privilegiati della politica. Noi la combatteremo perché per noi c'è un principio di ordinamento democratico che è fondamentale e va rispettato a tutti i costi. La legge è uguale per tutti. È uguale quindi per i politici, è uguale per i colletti bianchi, per i grandi imprenditori, come per i comuni cittadini. Regionali in Veneto, siete davanti alla sede di Veneto Sviluppo con gli attivisti del 5 Stelle della regione, perché? Ma perché riteniamo che non si stia facendo assolutamente nulla per le imprese. E si continuano a costruire dei carrozzoni che molto spesso non sono funzionali, sono pieni di burocrazia, lacci, lacciuoli e questo è anche un altro esempio. È un esempio dappertutto, ad esempio pensate che adesso per la ZES unica che si è costituita nel sud Italia vogliono costituire un nuovo dipartimento per creare nuovi posti, nuova burocrazia e quindi alla fine cosa succede? Succede che le nostre imprese non crescono, hanno un caro energia e dove sono, poi hanno l'aumento dei dazi, dove sono i 25 miliardi che lo scorso aprile Giorgia Meloni ha promesso per far fronte a questa guerra dei dazi? Nulla, nulla di nulla. E questa legge di bilancio non ha nulla, ha semplicemente una misura come l'iperammortamento che potrebbe favorire qualche grande impresa che fa molti utili, ma per le piccole e medie imprese, qui che cosa c'è? Nulla di nulla. Hanno smantellato tutto quello che serviva per le piccole e medie imprese. Hanno smantellato ACE per sostituirla con una inefficace IRES premiale. Hanno smantellato Transizione 4.0 col credito d'imposta, era efficacissima per favorire le imprese che innovano e offrono buona occupazione. L'hanno sostituita con Transizione 5.0 piena di scartoffie e burocrazie, quasi nessun imprenditore l'ha utilizzata. E così via. Ogni misura utile per le imprese viene smantellata, sembra che lo facciano apposta. Lo fanno apposta perché? Perché così stanziano forse dei miliardi che non vengono utilizzati, rimangono nei cassetti dei ministeri e quei miliardi poi li spostano da una misura all'altra per far vedere che creano nuove misure completamente inefficaci. Ma sul Veneto un'ultima domanda, 15 anni di governo della Lega di Zaia, secondo voi qual è il bilancio, quali sono i punti più critici secondo voi? Guarda, i punti più critici sono questi, innanzitutto la sanità. La sanità è una richiesta, un bisogno prioritario dei cittadini e tutti i cittadini che incontro mi dicono che c'è una situazione della sanità che
non è in grado più di garantire quello che è un diritto fondamentale costituzionale, e non tutti hanno la possibilità di avere una polizza assicurativa o una carta di credito da esibire per andare alla sanità privata e poter saltare le lunghe liste d'attesa, oppure anche evitare i pronto soccorso affollati. Questo è il primo punto. Quindi dobbiamo incrementare assolutamente la medicina territoriale. Ci avevamo detti, dopo la stagione pandemica del Covid, vogliamo almeno trarre e imparare una lezione? Sì, medicina territoriale, case di comunità, ospedali di comunità, ma tutto questo ovviamente richiede una pronta realizzazione. I soldi del PNRR li stiamo sprecando, non solo li hanno trovati sul piatto d'argento, ma li stanno sprecando. E questo è il primo punto. Poi ovviamente c'è un problema più generale. Questa regione è stata tradizionalmente sempre fortissima, è stata una delle regioni trainanti per quanto riguarda il lavoro delle attività di imprese, piccole e medie imprese. E come dicevo prima, se non abbiamo oggi incentivi per l'innovazione, se non abbiamo incentivi per la buona occupazione, queste imprese ovviamente rallentano sempre più, sommerse dalle tasse, dall'inflazione, dal caro energia. E non c'è nulla, eppure il ministro Urso è di queste parti, è cresciuto qui. E quale attenzione sta riservando il governo? In questa legge di bilancio cosa c'è per le piccole e medie imprese? Assolutamente nulla. E guardate che qui c'è un problema anche di popolazione che sta invecchiando. In proiezione, se noi andiamo a guardare le statistiche, la popolazione, l'età media aumenterà sempre più. Avremo una popolazione sempre più anziana. Quindi abbiamo bisogno anche di qualificare e riqualificare la nostra manodopera, investire nel capitale umano. Cosa è stato fatto per questo? Tantissimi giovani qui del Veneto vanno fuori, vanno in altre regioni o vanno all'estero. È questo che vogliamo, il futuro che vogliamo? Lei, Presidente, incontrerà gli studenti universitari questa sera a pranzo, all'ora di pranzo, poi allo SMART, che è uno degli acceleratori che sono nati durante i suoi governi. I giovani dicono in un recente sondaggio che lei è più popolare tra i leader politici, tra gli under 25. Poi che tipo di proposta dà ai giovani del Veneto il Movimento 5 Stelle? Guardi, i giovani innanzitutto, molto spesso noi ragioniamo qual è la misura specifica per i giovani. Ma innanzitutto, se noi facciamo crescere il paese, e parlo di crescita economica coniugata allo sviluppo sociale, è la migliore offerta che possiamo dare ai giovani. Perché non è che i giovani, ovviamente ci sono delle misure dedicate poi specificamente ai giovani, parlo ad esempio delle agevolazioni per contrarre mutui e acquistare una prima casa. Il governo ha tagliato anche quelle, che è una follia. Parlo di potenziare il diritto allo studio, perché è chiaro che oggi se un giovane deve andare coi costi, con l'inflazione, in una città a studiare, deve trasferirsi, ovviamente ditemi voi come fa a pagare l'alloggio, come fa a pagare il vitto e le tasse universitarie. Cioè ci sono tante misure specifiche, ma il vero problema è un'altra ancora, ne aggiungo, e ovviamente un salario che sia dignitoso. Se 4 giovani su 10 sono al di sotto del salario minimo, prendono 3, 4, 5 euro lordi l'ora, è chiaro che non li tratterremo mai. Ma detto questo, c'è un problema più complesso. Se noi facciamo ripartire l'economia, facciamo crescere questo paese in modo sostenibile, cercando veramente di offrire ai giovani un contesto in cui le imprese creano buona occupazione, qualificata, con possibilità occupazionali serie e lavori, salari dignitosi, i giovani rimangono. Grazie, il Veneto è considerato una regione. Ma è una conferenza stampa. L'ultima, perché dobbiamo andare. Ma, loro sono. Sapete perché fanno adesso la conferenza stampa? Perché a Chigi non si fanno, quindi ne approfittate? Solo 2 cose al volo. La prima, il Veneto è considerato una regione, diciamo, non contendibile. La scelta di Manillo, secondo lei, è stata una scelta giusta? Ma guardi, la scelta di Manildo è nata da un confronto innanzitutto su questo territorio tra le varie forze politiche, i nostri esponenti e gli esponenti delle altre forze politiche, quindi è una scelta maturata, come sempre accade, perché io lo dico sempre, poi sono i territori che hanno il polso della situazione. È stato innanzitutto per noi importantissimo definire il programma, quindi temi, obiettivi in modo molto chiaro, non generico. Dopodiché si sceglie il candidato migliore, quello che
appare più competitivo, e sicuramente da questo punto di vista Manildo ha offerto le migliori garanzie di competitività. E visto che siamo a Venezia, come pensa che si possa battere il centrodestra a Venezia? Lei si sta avvantaggiando, a che punto è la scelta si sta portando avanti del per candidato sindaco? Una questione. Ci lavoreremo, e lavoreremo ovviamente con gli esponenti nostri qui di riferimento, i nostri coordinatori. C'è ancora un po' di tempo, insomma, aspettiamo un po', ma sicuramente vogliamo presentarci una occasione importante, anche perché mi sembra evidente che l'amministrazione Prugnaro abbia deluso da tanti punti di vista, e ci sono anche questioni molto serie, insomma, che richiedono un voltar pagina in modo chiaro, risolutivo.